Martina, tu sei la capofila di 6 ristoratori di prestigiosi ristoranti e hotel della provincia di Bolzano. Da quanti anni Radicchio sulla Neve è nato e poi è cresciuto? Allora, siamo ormai giunti alla 7ª edizione di questa bella manifestazione Radicchio sulla Neve, che apre appunto le settimane gastronomiche di 6 ristoranti dell'Alto Adige. Tanti amici, perché bisogna festeggiare, non è solo un impegno gastronomico, un impegno per lanciare il turismo nella stagione sciistica, ma è prima di tutto un momento di amicizia e di festa. Vogliamo soprattutto far vedere che la buona tavola è anche amicizia, è anche una stagione ideale per noi perché tantissimi turisti ci vengono a trovare in questa stagione invernale e così abbiamo l'occasione di presentare proprio la nostra tradizione assieme a questo prodotto unico che è il radicchio di Treviso. Di sicuro l'interesse quindi non manca. Martina, noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona serata, un buon lavoro poi per tutto il mese di gennaio. Voi rimanete con noi, ci vediamo il prossimo servizio di cronache trevigiane e poi tornate qui al Bella Vista Hotel Emma, San Vigilio di Marebbe, fuori la neve, dentro il fuoco, tanta allegria, andremo a conoscere gli altri ospiti di Radicchio sulla Neve. Un dono venuto dal cielo. No, non stiamo parlando di angeli, ma di piloti di aerei militari. Il 103° gruppo cacciabombardieri di stanza presso il 51° stormo di Istrana ha infatti donato uno strumento medico salvavita al reparto pediatrico diretto dal primario il professor Luigi Pavanello. L'apparecchiatura consente di iniettare farmaci e sostanze ai bambini in fin di vita a cui non è possibile effettuare la classica iniezione. Il primario di pediatria ci spiega il funzionamento di questo strumento. Lo strumento che oggi ci ha donato il 103° gruppo del 51° stormo di Istrana è un apparecchio utilissimo che serve soprattutto nella urgenza e emergenza pediatrica. Per fortuna non serve tutti i giorni. Cosa vuol dire? Che noi nell'urgenza, quando arriva un bambino che è scioccato, la prima cosa da fare è trovare un accesso venoso, cioè iniettare in vena farmaci o soluzione fisiologica. Qualche volta lo shock è talmente importante che non riusciamo a reperire la vena, non riusciamo cioè ad accedere a mettere l'acqua in vena perché la vena è collassata. A questo punto quindi è importante avere un qualcosa di alternativo. Quindi l'apparecchio che ci è stato donato non è altro che uno strumento che ci permette di fare infusione di farmaci e di liquidi direttamente all'interno dell'osso, della tibia generalmente. Queste iniezioni di queste sostanze che noi facciamo passano poi rapidamente in circolo, tale e quale come se noi le facessimo queste sostanze nella vena del braccio. Un gesto di solidarietà molto apprezzato anche dal direttore sanitario dell'Ulsotto, Paola Corziali, che sottolinea come solidarietà faccia rima con partecipazione. La solidarietà ormai è l'unico, sistema per rendersi partecipi nelle attività pubbliche, che hanno finalità anche di tipo sociale. E si stanno molto allargando queste tipologie di donazioni. L'ospedale non è un qualcosa di chiuso, ma è un qualcosa di aperto a cui tutti partecipiamo e noi in fin dei conti gestiamo al meglio praticamente i fondi di tutti, cioè i soldi di tutti e la sanità di tutti, per cui più viene partecipata e più chiaramente abbiamo ottenuto il nostro scopo. Il comandante del 103° gruppo, il maggiore pilota Davide Testa, spiega quali sono state le motivazioni che hanno spinto il suo gruppo a compiere questa generosa donazione. Nessuno di noi è veneto, però siamo ospitati dal calore della Marca e volevamo fare qualcosa per le persone che ci hanno dato ospitalità da tanti anni e che continuano a farlo in maniera squisita. E seguire la stella cometa, la luce di un sorriso, ma soprattutto la luce del sorriso di un bambino, è quello che ci ha portato fino a qua. Il sindaco di Castelfranco Veneto, Maria Gomierato, sottolinea i valori degli uomini del 103° gruppo, uno dei migliori reparti della nostra aeronautica militare, schierato con alcuni dei suoi aerei nella missione di pace in Afghanistan. Quando pensi a dei piloti, a piloti di aerei come quelli del nostro 51°, pensi a mente fredda, nervi d'acciaio.
Non pensi che invece ci sono queste persone che hanno un cuore talmente grande, una generosità, una capacità di dare calore che porta a questi risultati. Io davvero li apprezzo tantissimo, in questi 10 anni ho avuto tante volte modo di incontrarli, sono delle persone straordinarie. Ed eccoci qui, dopo aver presentato la serata con la sua ideatrice, io sono sgattaiolata in cucina. Con me Carla e Christian. Con loro parleremo, sono gli chef di questa serata e quindi parleremo del menù. Iniziamo da Carla, che è chef in uno dei 6 ristoranti che aderisce al progetto Radicchio sulla Neve, lo Schöneck. Perché partiamo da te? Perché mi risulta che questa sera gli antipasti siano a far tuo. Allora, che cosa ti ha ispirato e che cosa ci proporrai questa sera? Io faccio un piatto un po' tradizionale, rivisitato, praticamente ho preso dei stinchi di vitello da latte, che è sempre carne del posto, li abbiamo cotti a bassa temperatura e poi vengono praticamente conditi con del radicchio in agrodolce e anche radicchio un po' misto, con dei fagioli di pigna che vengono da Liguria, un olio extravergine, un dressing un po' con un po' di aceto vino rosso e al finale mettiamo anche un po' di olio di semi di zucca. L'abbiamo già conosciuto lo scorso anno, siamo tornati a tormentare Christian perché chiaramente questo è un momento un po' febbrile in cucina, però eravamo troppo curiosi di scoprire che cosa hai creato per questa serata. Martina ci ha parlato molto bene delle tue ideazioni. Speriamo che possiamo anche soddisfare tutti i clienti. Visto che io amo tanto il pesce, iniziamo con un piatto di pesce, facciamo il filetto di rombo gratinato col radicchio, abbiniamo il pesce con un prodotto del posto, lo speck, facciamo una salsa allo speck, così abbiamo il contrasto mare-monti. Poi andiamo avanti col risotto tradizionale al radicchio, abbinato con la salamella di Bruno Bassetto, che è un famoso macellaio trevigiano. Ecco, voi sapete che avete un ruolo importante, siete gli ambasciatori della vostra cucina e di prodotti certificati, prodotti davvero di qualità, un po' con tutto il mondo, perché penso che da queste parti, soprattutto in questa stagione, circoli davvero un po' tutto il mondo. Il prodotto che identifica l'Alto Adige, così come il radicchio identifica la provincia di Treviso. Restringiamo il campo, parliamo di Bolzano, così ti do una mano. Allora, io direi proprio che il prodotto più interessante, più conosciuto, più famoso dell'Alto Adige sicuramente sono le mele e lo speck, che penso conoscono su tutto il mondo. E noi apprezziamo moltissimo, apprezzeremo molto questa serata, vi ringraziamo, vi lasciamo lavorare, ci vediamo e ci gustiamo il prossimo servizio di Cronache Trevigiane e poi tornate con noi per le conclusioni di questa meravigliosa serata.